Grazie Caterina, grazie di questa giornata che è una giornata direbbe Walter, di bella politica, è una giornata di bel PD, bei cittadini, bella società, una cosa che ci dà cuore e fiducia. Io parto da questo, sarebbe bello, ha ragione Emiliano, che quei 10 punti che lui ha detto, compreso il nono, che si può sempre trovare, fossero i punti insomma su cui tutti ci ritroviamo. Poi la realtà è molto più complessa e il motivo per cui è complessa è che tutto è diventato più complicato, tutto è diventato più difficile da interpretare e da riportare a una sola spiegazione. Per cui tra la guerra e quello che sta succedendo in queste ore e il fatto che per un mese i ragazzi della rivoluzione mediterranea siano stati lasciati da soli, nelle mani di un signore che è un dittatore, che gli è stato permesso nella nostra distrazione, in un'Europa incapace di trovare una politica estera unitaria come era quella che volevano i propri padri, grazie, e nella difficoltà di pensare che da soli non ce l'avrebbero fatta, arrivare dopo un mese e fare quello che ormai rischia di essere anche inutile, mi rendo conto che è una delle grandi contraddizioni, della contraddizione tra lasciare solo un popolo che tenta di ribellarsi e la contraddizione di non averlo fatto per tempo quando serviva. Oppure la contraddizione di un paese dove si possono spendere ogni anno 70 miliardi di euro di interessi passivi per il debito pubblico accumulato negli anni 70 e 80 e quello è esattamente il costo di tutto il sistema della scuola pubblica, e lasciare che aumenti con l'illusione, come ha detto Tremonti in questi mesi, credendo che gli italiani ci credessero, che si stava contenendo la spesa pubblica. Invece la spesa pubblica continua ad aumentare nella grave irresponsabilità e nella gravissima condizione di un paese che dovrà far pagare ai propri figli i debiti dei propri padri. Oppure la contraddizione di un paese che sta aumentando radicalmente la povertà, eppure nei primi 2 mesi dell'anno ha speso 350 milioni di euro di chirurgia estetica, oppure ne ha speso 400 nei soli 2 mesi dell'anno in scommesse e giochi. Questa è la contraddizione di questo paese, che è inutile pensare che possa essere ricondotta a sintesi se non con uno sforzo culturale, etico e profondissimo che sta sulle spalle di un partito che vuole prendersela come una responsabilità quella di ricondurre un paese di questo genere a una sintesi unitaria. Un paese che è in competizione tra giovani e anziani e li mette in competizione, che mette in competizione il sud con il nord e continua a metterlo, che mette in competizione chi è al sicuro perché ha un lavoro sicuro e chi invece il lavoro non ce l'ha. E continua a metterlo in competizione con un Presidente del Consiglio che non pensa alla coesione del Paese, ma pensa soltanto che questo Paese sarà diviso sempre e che quello è un mutamento che non può avvenire. La nostra differenza con quel mondo è che noi pensiamo che il Partito Democratico sia nato perché questo mutamento possa avvenire, perché sia possibile che questo Paese non solo trovi la coesione tra ciò che oggi è distante e differente, ma che sia la base per una coesione nell'Europa e che sia la base per la coesione nel mondo, perché solo se c'è coesione nel mondo, solo se queste differenze vengono affrontate, la guerra non diventa né uno strumento né soltanto lontanamente un'ipotesi come quella che invece in questo momento in campo. Allora per me il PD è insieme un sogno e un bambino, e dico un sogno perché mi hanno insegnato che la differenza tra sogno e progetto è che il progetto è un sogno con delle scadenze precise, e quello che noi stiamo mettendo in campo non è soltanto quindi qualcosa che sta aleatorio. È un sogno che viene da lontano, che non ha le radici soltanto nei partiti, come ogni tanto, fondatori, come ogni tanto ci diciamo. È un sogno che ha le radici nel pensiero di Gramsci, nel pensiero di Don Sturzo, di Moro e di Berlinguer, di Andreatta e di Ciampi, di Don Milani, in Maria Montessori, io dico anche in Emilio Lussu. Noi non dobbiamo cercare le radici di questo sogno soltanto nei partiti, dobbiamo cercarlo in tutti quelli che in questi 100 anni hanno scelto di pensare che la società, dove era ingiusta, poteva e doveva essere cambiata e che c'erano le condizioni, la strada e le risorse perché la società venisse cambiata. E penso che il sogno sia quello di essere un partito comunità, non un partito soltanto
di interessi che si aggregano e che questa comunità è capace di prendere quegli interessi, se sono collettivi di difenderli, se sono personali di metterli in un secondo piano, di fare in modo che si mettano tutti al servizio di un cambiamento profondo. Ed è un sogno che pensa ai colori, non al grigiore, come ha detto Massimo, perché nel grigiore si annidano coloro che non hanno i valori ma hanno soltanto gli interessi. E io penso anche a un partito verso il quale dobbiamo essere tolleranti, perché è un partito che sta mettendo le sue prime forze, le sue prime risorse, come un bambino. Tolleranti significa pensare che è un partito in costruzione e non in costante rifondazione. Bisogna avere la cura di qualcosa che sta nascendo, che è un germoglio che va tutelato e va fatto crescere con la delicatezza e la cura che metteremo se fossimo dei genitori, e siamo tutti genitori, ognuno di noi deve essere genitore, ognuno di noi si deve sentire genitore di questo piccolo bambino e deve sapere che questo piccolo bambino che sta crescendo è l'unica speranza che c'è per questo paese e per questa prospettiva di un paese, di un mondo industrializzato che non vive più sulle spalle di coloro che sono più deboli. E quindi dobbiamo essere anche un partito meno ansioso, meno, come dire, che non vive nell'ansia della prestazione ogni momento. È un partito che, è stato detto quando è stato fondato da Walter, non è il partito per l'anno prossimo, è il partito che deve guardare un tempo più lungo, è il partito che si deve mettere al servizio dell'Italia del 2010, del 2020, del 2030, che deve costruire quell'Italia, che deve essere capace per fare questo di uscire dal correntismo esasperato senza perdere la capacità di essere plurale, di tenere insieme ciò che gli altri tendono a dividere. Allora un partito così, che ha questi valori, che mette questi valori, questi interessi, può costruire un progetto che serve non solo al Paese ma anche alla Sardegna. Un progetto che è stato in qualche modo paradossalmente interrotto quando in Sardegna stava partendo con una capacità di innovazione che si scontrava in quel momento con alcune resistenze, di cui siamo stati un po' tutti, chi più, chi meno. Io per primo mi assumo le responsabilità, parte essenziale, e che invece deve essere la strada in cui e per la quale tutti insieme facciamo i passi in avanti che servono, perché senza il Partito Democratico sardo, senza il Partito Democratico in Sardegna, ciò che è il risultato è quello che stiamo vedendo in queste ore, una regione bloccata, incapace di essere una speranza, una regione che non è né un elemento di regolazione né un elemento di sviluppo, ma solo un elemento di controllo, un elemento di interessi nascosti e grigi che impediscono che siamo liberi in questa regione, che siamo liberi in Sardegna, che diamo un contributo di libertà all'intero Paese. Allora il progetto noi ce l'abbiamo, abbiamo bisogno di uno strumento capace di renderlo azione politica, un progetto che parta dall'investimento sulle risorse umane, dalla cura e dalla valorizzazione della cultura e dell'identità, dalla tutela indispensabile dell'ambiente e del paesaggio, che sappia coniugare diritti delle persone ma anche responsabilità per il presente e per il futuro, che sappia vivere della sussidiarietà tra istituzioni ma anche della sussidiarietà e della responsabilità tra persone e istituzioni, che sappia fare della trasparenza nella pubblica amministrazione, dell'efficienza della pubblica amministrazione, lo strumento che di quella fa un sistema regolatore, e che sappia lavorare insieme per la crescita della democrazia e della partecipazione, riprendendo un percorso che si è sino a questo momento interrotto e che ha bisogno di ripartire con lo sforzo e il lavoro di tutti. Allora il PD sardo deve rafforzare quest'idea, deve rafforzarla e farla propria con progetti concreti ed essere quello che disegna la Sardegna tra 40 anni, diversa da quella che stiamo in questo momento costruendo. Perché in questo momento, lo dico a Walter in particolare, la Sardegna tra 40 anni sarà una Sardegna con 400.000 persone in meno. Vuota al centro, presente solo a Olbia, dove la ricchezza è quella dell'edilizia e basta, dell'edilizia che cresce all'infinito pensando che la Sardegna cresca demograficamente, e di Cagliari, dove si stanno costruendo, tra Cagliari e dintorni, 40.000 appartamenti per chi? Per che cosa? Se questa è una regione che perde 400.000 abitanti nei prossimi 40 anni.
Noi dobbiamo fare in modo che questa Sardegna, che la Sardegna del 2050 non sia una Sardegna per vecchi e forse neanche per loro. Perché una Sardegna così povera, con territori interi vuoti e isolati, senza la capacità di produrre per tenere insieme servizi e diritti per le persone più anziane, rischia di essere una Sardegna finta, soltanto fatta di disuguaglianze. Allora, per evitare che la Sardegna sia un'isola di disuguaglianze, per evitare che la Sardegna sia quella che oggi descrivono le statistiche demografiche, le azioni che stiamo mettendo in campo, io penso che non ci sia un'altra strada se non quella che il Partito Democratico sardo nasca con tutta la forza necessaria, si rafforzi, prosegua in un progetto che non può coinvolgere che tutti, nessuno si deve sottrarre da una responsabilità verso il futuro, nessuno ha il diritto di pensare di poter essere democratico e insieme non essere parte di un disegno responsabile che evita che la Sardegna che consegniamo ai nostri figli sia la peggiore e peggiore di quella che noi abbiamo ereditato. Questo è il compito del PD, lo faremo dentro un contesto nazionale, ma lo facciamo anche, dobbiamo farlo, con la forza della nostra autonomia, del pensiero di chi prima di noi è venuto e con la forza morale che deve distinguere il Partito Democratico, il centro-sinistra dal centro-destra che sta massacrando quest'isola.